Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura nuovi aggiornamenti sulla strage di Altavilla, arrestata la figlia 17enne dei coniugi, l'unica che è riuscita a sopravvivere alla strage, e indagata per coinvolgimento negli atti di violenza ai danni della madre e dei fratelli. Arrestato Andrea Calabretta di Catania, accusato di tentato omicidio aggravato per futili motivi ai danni del cugino. Il 32enne avrebbe sparato alla vittima dopo una lite scoppiata in seguito ad una partita di calcetto. Condannato all'ergastolo l'imprenditore di Partinico Antonino Borgia, responsabile di aver ucciso l'amante Anna Maria Di Piazza il 22 novembre del 2019. La sentenza è stata emessa oggi dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo. Trovati in possesso di droga 3 giovani siracusani della Guardia di Finanza. 2 sono stati segnalati alla prefettura come assuntori e un 26enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Cavadonna. Inaugurato a Palermo nel quartiere Calza, l'oratorio Vivo, un centro di ascolto e ritrovo per i giovani. Vogliamo riproporre il modello pastorale oratoriano ai giovani di oggi, ha affermato Don Giuseppe Di Giovanni. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.